chiamo Barbara Frossi e sono una ricercatrice in patologia generale presso la sezione di immunologia del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine. Nell'ambito del progetto Il tempo della mela, finanziato dalla Fondazione Friuli, ci siamo occupati di valutare l'effetto dei preparati della mela sulla normale funzionalità del sistema intestinale. Il nostro intestino è un universo estremamente complesso, costituito da diversi attori. I principali sono sicuramente le cellule intestinali che rivestono tutta la nostra cavità intestinale, formando una barriera che separa il lume intestinale dai tessuti sottostanti con le loro connessioni nervose e vascolari e determinano l'assorbimento di sostanze nutritive importanti per il nostro organismo. Al di sotto delle cellule epiteliali intestinali troviamo le cellule del sistema immunitario, che sono lì presenti e sono estremamente importanti nella protezione da l'ingresso di possibili agenti tossici o dannosi per la salute. Il terzo attore è il microbiota commensale, quell'insieme complesso eterogeneo di microrganismi che convivono nel nostro intestino e contribuiscono alla sua normale funzionalità. Queste tre componenti sono in continuo dialogo tra di loro, traggono entrambe interazioni reciproche traendo un beneficio e contribuiscono insieme al mantenimento delle funzionalità dell'organismo, che non sono solo funzione digestiva, quindi la digestione degli alimenti, l'assorbimento dei nutrienti e l'eliminazione dei prodotti di scarto, ma anche alla produzione di ormoni, molecole che vanno poi a influenzare tutte le attività di tutti gli altri organi del nostro organismo, ma svolgono anche un ruolo molto importante nella difesa dagli agenti patogeni e l'intestino rappresenta un luogo importante dove il nostro sistema immunitario viene continuamente istruito a riconoscere le sostanze estranee e a reagire. Pertanto tutto ciò che aggiunge nel nostro organismo può influenzare questo equilibrio e modificare in maniera importante le sue varie componenti. Non solo molecole, farmaci o agenti patogeni, ma anche l'alimentazione ha un ruolo importante. Un cibo raramente rappresenta una forma di danno ai nostri tessuti, ma può sicuramente influenzare stati patologici pregressi, però più spesso rappresenta un utile strumento per mantenere il nostro benessere psicofisico e proteggerci dalle malattie. Quello che facciamo in laboratorio è mettere a punto dei sistemi in vitro per lo studio delle interazioni molecolari e cellulari che hanno luogo a livello dell'intestino, nell'ottica di capire quali sono i meccanismi importanti per il corretto funzionamento del nostro intestino e quali sono anche i meccanismi che vengono alterati nel corso di patologia. Per fare questo noi abbiamo a disposizione diversi strumenti. Possiamo utilizzare delle colture di cellule intestinali che vengono fatte crescere su appositi dispositivi sintetici in cui le cellule si dispongono proprio come avviene in vivo, formando una barriera che determina due compartimenti, un compartimento apicale che rappresenta il lume intestinale e un comparto basolaterale in cui noi possiamo posizionare le cellule del sistema immunitario. Nel comparto apicale noi aggiungiamo diversi stimoli e andiamo poi a studiare attraverso diverse metodiche cosa succede al nostro sistema cellulare. Andiamo a vedere per esempio come cambia la forma, l'architettura delle cellule, come esse rispondono all'azione per esempio di stimoli di natura infiammatoria. Un altro modello sperimentale che possiamo utilizzare in laboratorio più evoluto sono gli organoidi. Gli organoidi si ottengono a partire da cellule staminali adulte isolate dalle biopsie intestinali dei pazienti, che vengono fatte crescere in laboratorio in presenza di opportuni fattori di crescita e all'interno di matrici che consentono alle cellule di crescere, di differenziarsi in 3 dimensioni, formando dei veri e propri mini intestini in cui vengono rappresentate tutte le cellule che compongono il nostro intestino e che assumono una struttura analoga a quella che hanno in vivo. In questi sistemi noi possiamo aggiungere le cellule del sistema immunitario o anche altre cellule e stimolare il sistema mediante l'aggiunta di molecole o anche microrganismi e andiamo analogamente a studiare cosa succede al sistema in termini di cambiamento della forma, cambiamento della struttura e cambiamento della funzionalità in risposta agli opportuni stimoli.
Quello che abbiamo fatto all'interno del progetto Il tempo della mela è stato impiegare questi sistemi sperimentali cellulari per l'analisi dei derivati della mela che i colleghi di tecnologia alimentare del Dipartimento di 4A ci hanno fornito. Quindi abbiamo valutato l'effetto della mela intera, ma anche della purea e dell'omogenizzato che i colleghi di tecnologie alimentari avevano preventivamente trasformato e digerito in vitro, simulando il processo di digestione non fisiologico che accade nel nostro organismo. Questi derivati noi li abbiamo usati, aggiunti ai nostri sistemi cellulari, e abbiamo andati a valutare in particolare l'effetto sul metabolismo del glucosio e la capacità di proteggere i nostri sistemi cellulari dall'aggiunta di stimoli di natura infiammatoria. E i risultati che stiamo ottenendo e che continueremo ad indagare ci permettono di dimostrare in maniera scientifica e oggettiva che il processo di trasformazione che i derivati della mela subiscono quando la mela intera viene trasformata in purea omogenizzato preservano le caratteristiche e le proprietà benefiche della mela e che risultano essere mantenute, se non addirittura potenziate. Questo è molto importante perché è una dimostrazione oggettiva dell'attività benefica di questi preparati e soprattutto perché ne avvalora il loro impiego, il loro utilizzo in quelle persone, in quei pazienti, in quei soggetti, come per esempio i bambini, gli anziani o i malati ospedalizzati che non possono per varie ragioni assumere il frutto intero. A questo punto il purea omogenizzato rappresentano delle valide alternative alla mela intera.